Vicenza. Nuovo decesso da coronavirus nelle scorse ore all'ospedale All'Angelo di Mestre. Si tratta di un paziente ricoverato nel reparto di malattie infettive. Il governatore Zaia in videoconferenza con il governo chiede chiarimenti sul decreto varato domenica per contenere il contagio al ministro Boccia e al capo della Protezione Civile Borrelli. Oggi per effetto del nuovo decreto sono iniziati i previsti controlli delle forze dell'ordine anche lungo le strade per monitorare chi entrava e usciva dalle zone arancioni. Li abbiamo seguiti anche noi. Problemi di sovraffollamento e il rischio contagio coronavirus. Scoppia la protesta al carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia, detenuti in rivolta. Ha praticato un'iniezione letale alla moglie e poi ha tentato di togliersi la vita. Dramma a Spinea, protagonisti una coppia di anziani, entrambi malati. Un 53enne originario di Cavallino Treporti ha perso la vita in un incidente stradale in Friuli. Manuele Trevisano è uscito di strada con il suo furgone all'altezza di Tor Viscosa. Leonardo Donaggio, sciatore lidense, 17 anni, non ancora compiuti, trionfa nel freestyle conquistando il titolo continentale di sci nella specialità di Big Air. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3 e dunque partiamo dal nuovo decesso registrato all'Angelo di Mestre. Era un paziente risultato positivo al coronavirus ricoverato nel reparto di malattie infettive. Un nuovo decesso è registrato a Mestre. Si tratta di un paziente che risultava essere positivo e ricoverato in malattia infettiva all'Angelo, appunto. Complessivamente nei comuni della ULSS Serenissima i casi noti di questa mattina sono 133, di cui 29 ricoverati a Mestre, 11 a Venezia, 1 a Chioggia e 8 a Mirano. Ci sono inoltre altri 2 casi in fase di valutazione. Risultano complessivamente 3 pazienti guariti e 6 pazienti dimessi, ma ancora da valutare se si siano negativizzati. Per quanto attiene alla situazione postiletto, a Mestre prosegue lo svuotamento del reparto di ortopedia, con trasferimento dei pazienti verso altre sedi. Il reparto di pneumologia dovrebbe parzialmente riaprire nel corso delle prossime ore dentro mercoledì e accogliere via via i pazienti che escono dalla rianimazione. Sono pronti poi altri 4 posti letto in terapia intensiva che comunque non risultano ancora occupati. A Mirano saranno invece attivati al bisogno altri 3 posti letto in rianimazione. Il Civile di Venezia si sta attivando per aumentare a 19 i posti letto presso le malattie infettive. Infine a Dolo e Chioggia verranno implementati i posti letto nelle medicine. Questi dunque i numeri li avete sentiti raccontati dalla nostra Anna Maria Parisi. C'è l'aggiornamento a questa sera. I contagiati in provincia di Venezia salgono a 145, quindi più 12 rispetto al numero che ha fornito Anna Maria, e 771 in totale i contagi in Veneto, 203 i ricoverati. Ora andiamo a quelle che sono invece le conseguenze del decreto del governo per cercare di contenere il contagio. Per noi in diretta da Piazza Ferretto a Mestre dovrebbe esserci Ilaria Marchiori con la nostra Paola Barbato. Ilaria, per monitorare la situazione di ristoranti e bar che per effetto del nuovo decreto sappiamo che devono chiudere per le 18. Ilaria. Sì, buonasera allo studio, buonasera a tutti i telespettatori. Ci troviamo, come vedete, ai piedi della torre dell'orologio di Mestre. Abbiamo appena percorso via Palazzo, che è la via dove si trova il municipio. Ebbene, proprio a partire da quella via alle 18, poco dopo le 18, 18:05, qualche minuto in più, i bar stavano già tutti chiudendo. Chi aveva le saracinesche a metà e stava facendo le ultime pulizie, chi aveva già ritirato tutti i tavoli e le sedie. Dunque stanno rispettando tutti appieno l'ordinanza. Se venite con me vi facciamo vedere invece. Ora ci troviamo proprio a pochi passi, abbiamo attraversato la strada, ci troviamo qui in Piazza Ferretto.
Ora forse voi vedete poche persone, ma fino a circa 10 minuti fa la piazza era abbastanza piena di gente che camminava e che passeggiava. I locali, i bar, i ristoranti sono tutti chiusi, ora ve ne facciamo vedere qualcuno, però fino a poco tempo fa c'era moltissima gente che camminava, che passeggiava qui per Piazza Ferretto e anche nelle vie limitrofe. Dunque quasi a non voler ascoltare il fatto di rimanere a casa il più possibile. Certo è che non sappiamo gli impegni di ognuno, potevano anche essere persone che stavano rientrando a casa dopo essere stati al lavoro e quant'altro, però abbiamo visto tantissimi ragazzi che erano invece qui a passeggiare. C'è stato chi ha avuto addirittura un'idea, nel senso che hanno pensato di prendere lo spritz intorno alle 17:30, 17:45 per poi prenderlo e sedersi su qualche cornicione o su qualche locale che aveva lasciato magari i tavolini fuori, non li aveva ancora ritirati, e sedersi lì. Non solo giovani, ma abbiamo incontrato anche alcuni signori che hanno detto rispettiamo le regole, stavano al metro di distanza e così facendo non rinunciamo neanche al nostro spritz, al nostro prosecco, al nostro aperitivo, perché l'abbiamo preso prima e adesso ci siamo seduti qui a berlo in tranquillità. Qualcuno non era esattamente della stessa opinione perché ha detto non è la stessa cosa, però sembrano tutti d'accordo nel dire che questa ordinanza, queste disposizioni vanno rispettate e vanno rispettate nel miglior modo possibile per poter venire incontro a tutti e anche a se stessi. Allora vedete, qui vi facciamo vedere un primo locale, qui il primo che stiamo incrociando in Piazza Ferretto, con la Sara Ciresca abbassata a metà ovviamente perché all'interno stanno ancora pulendo e finendo di sistemare per domani, e così anche vi facciamo vedere poco più avanti, lì proprio al centro della piazza, il famoso bar Stendardo. Ecco, se vogliamo andare un po' più avanti, ringraziamo anche Paola che ci segue con impegno e costanza. Vi facciamo vedere comunque la piazza non è deserta, quindi ci sono ancora molte persone, c'è chi passeggia, probabilmente non potendo rimanere all'interno dei locali hanno comunque scelto di stare all'aria aperta. Le distanze che vediamo sono quelle secondo disposizioni. Eccolo lì, lo vedete lì in fondo, quello è un altro bar che vi stiamo facendo vedere, un altro bar chiuso. E così tutti quelli di Piazza Ferretto, tra cui anche un pub che si trova poco più avanti. Ecco, vi volevo dire che proprio intorno alle 18:10 abbiamo anche visto i controlli, è passata un'auto dei carabinieri proprio in via Palazzo che controllavano i locali, controllavano se si stavano accingendo a chiudere oppure se invece fossero ancora aperti, così anche gli agenti della polizia locale. Ci ha raccontato un ragazzo che stava prendendo un aperitivo al di fuori di un locale che ormai aveva chiuso, che ci sono molti controlli in Borghese, dunque erano proprio appena stati in quel locale alcuni agenti in Borghese a controllare se effettivamente erano chiusi o meno. Quindi abbiamo sia gli agenti in divisa che quindi si palesano, sia quelli in Borghese. Grazie Ilaria per questo quadro da Piazza Ferretto, grazie infinite per questa diretta. Noi proseguiamo con le altre notizie. Il governatore Zaia questa mattina ha fatto il punto con la stampa, ha spiegato la situazione in Veneto, ha parlato della tenuta del sistema sanitario, ha chiarito che rispetto al decreto di ieri il Veneto ha contestato il fatto che non fossero stati interpellati il presidente di regione e poi in videoconferenza ha discusso la situazione con gli altri colleghi e il ministro Boccia. Sentiamo cosa ha detto e cosa ha chiesto al governo. Io ho presentato le istanze della necessità che a livello nazionale il governo porti avanti circolari esplicative ancora più precise rispetto a quello che c'era scritto nel DPCM. Se si sono risolti i problemi della circolazione delle merci
della movimentazione dei cittadini, è altrettanto vero che sono altri temi, non so, abbiamo richieste di tutti i tipi, dai barbieri, le parrucchiere, le estetiste, le pizze da asporto, i kebab, tutti i negozi dove non ci sono posti a sedere ma che hanno finestra, gli street food e molto altro ancora, sono un sacco di richieste ed è giusto che vengano chiarite. Ovviamente ho chiesto anche che ci sia, come si può dire, certezza sulle forniture, visto e considerato che stiamo attendendo anche di respiratori meccanici, ulteriori forniture ed infine tutto quello che riguarda poi la costruzione dell'eventuale prossima ordinanza, o meglio di PCM, che andrà a sostituire quello che scadrà nel 3 aprile. È anche vero che continuo a dire che è fondamentale che si adottino norme e restrizioni uguali da nord a sud, visto e considerato che la macchia di leopardo, come quella alla quale siamo abituati in queste settimane, non dà i risultati che dobbiamo avere. E oggi, per effetto del nuovo decreto, sono iniziati i previsti controlli delle forze dell'ordine anche lungo le strade per monitorare chi entrava e usciva dalle zone rosse. Li abbiamo seguiti anche noi. Buongiorno, mi favorisce probabilmente partecipazione, per favore. Posso sapere anche il motivo per cui è in giro? Mestre, eccoli previsti i controlli dell'autocertificazione con i carabinieri in una delle cosiddette aree a contenimento rafforzato in zona ospedale dell'Angelo. Con gli uomini dell'Arma anche gli agenti della Polizia Municipale e lungo le strade di viabilità ordinaria. Controlli effettuati a spot durante l'arco di tutta la giornata. Ci spostiamo da una zona rossa all'altra, cambiamo direzione e comune. Siamo lungo la provinciale che da Padova porta a Venezia, in quel di Mirano, da Santa Maria di Sala. Qui, nel municipio che si trova al confine tra la provincia di Venezia e quella di Padova, incontriamo il sindaco che con le forze dell'ordine monitora la situazione lungo via Cavin di Sala. Oppure sulla Noalese, quella che va a Padova. Potremo trovare dei pattugliamenti, sono strade che sicuramente la prefettura ha nell'ordine del giorno delle sue priorità, in comunione con i carabinieri pattuglierà queste strade, è anche giusto che sia così. Siamo entrati al casello autostradale di Dolo, andremo avanti fino alla prossima uscita, ovvero quella di Venezia, e vogliamo verificare se incontriamo le previste pattuglie della polizia stradale atte a monitorare il territorio. Nei quasi 15 chilometri del nostro percorso ci appare da subito evidente una cosa: i mezzi che circolano in autostrada sono drasticamente diminuiti. Non incontriamo pattuglie, a riprova del fatto che i controlli vengono effettuati a campione e senza un orario prestabilito, ovviamente. Al termine del nostro giro, il report delle forze dell'ordine non registra multe o sanzioni né gli eventuali e previsti sconfinamenti territoriali senza comprovata indifferibile necessità. E gli effetti del coronavirus, oltre alle misure adottate dal governo, stanno scatenando il caos anche nelle carceri un po' in tutta Italia. I problemi si sono avuti anche a Venezia ieri sera. Al carcere maschile di Santa Maria Maggiore a Venezia scoppia la protesta a causa del timore di quel che sta succedendo fuori da noi in queste ore. La paura per il sovraffollamento. Nel carcere maschile, infatti, i detenuti sono 268 sui previsti 159 posti. È decisamente impossibile rispettare i protocolli di sicurezza previsti dal decreto del governo. Si teme il rischio contagio da coronavirus anche al carcere femminile della Giudecca. E sebbene il numero di detenute sia minore rispetto alla capienza del carcere, con 88 detenute su 115 posti disponibili e 5 bambini all'ICAM, che cioè di fatto vivono in carcere con la mamma, anche qui il problema è che sono stati sospesi i colloqui con il divieto di ricevere le visite di parenti e familiari a tutela della stessa incolumità dei detenuti. Ma i problemi si sono registrati al carcere maschile, con ore di autentico caos per le guardie penitenziarie, che a Venezia, come in altre parti d'Italia, sta scatenando pesanti proteste con l'invocazione dell'indulto e dell'amnistia. Una condizione, ha scritto l'onorevole veneziano Nicola Pellicani, che sta diventando esplosiva anche a Venezia. L'allarme e la preoccupazione possono portare all'esasperazione, dice.
ha offerto a tutti la massima collaborazione per affrontare i problemi delle case circondariali alla Camera, conclude, e nelle prossime ore all'esterno dei 2 carceri saranno operative le famose tende termiche, verranno utilizzate come triage a chi entra nelle strutture. Ora ci fermiamo per qualche istante e rimanete con noi. Di nuovo in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, siamo alla cronaca con l'omicidio e tentativo di suicidio a Spinea. Ha praticato un'iniezione letale alla moglie e poi ha tentato di togliersi la vita. Protagonisti una coppia di anziani, entrambi malati. Era seduta su una poltrona in soggiorno. Quando i carabinieri di Spinea l'hanno trovata entrando in questa villetta di Orgnano in via del Commercio, Agnese Mazzano, 80 anni, era senza vita da alcune ore. La segnalazione era partita dalla caserma di Milano, dove il marito Gianfranco Pasco, neurologo in pensione, classe 1939, si trovava con una dei 2 figli. Chiediamo perdono, comprensione, rispetto, avevano scritto, entrambi malati e decisi a compiere l'ultimo viaggio assieme. Per lei è stata fatale un'iniezione di farmaci, quella che lui, ora piantonato sotto shock nel reparto di psichiatria di Dolo con l'accusa di omicidio volontario aggravato, non è riuscito a farsi. La coppia era conosciuta nel territorio, ma io non la conoscevo personalmente, quindi non ho avuto rapporti con la famiglia. Ovvio che sono altamente dispiaciuta e costernata per l'accaduto, perché mi fa molto riflettere che magari ci poteva fare qualcosa, forse farli sentire più accolti anche se avevano dei problemi di salute. Fuori dalla casa rimangono gli oggetti che testimoniano una vita assieme che si è bruscamente interrotta, la vita di una coppia da tutti definita modello. La salma si trova all'obitorio dell'ospedale dell'Angelo di Mestre per l'autopsia disposta dall'autorità giudiziaria che, assieme alle analisi di laboratorio, fornirà gli ultimi chiarimenti. Un 53enne originario di Cavallino Treporti ha perso la vita in un incidente stradale in Friuli Venezia Giulia. Manuele Trevisan è uscito di strada con il suo furgone lungo la statale 14 all'altezza di Tor Viscosa in provincia di Udine nel tragitto tra Cervignano e San Giorgio di Nogaro. L'uomo è ispirato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine la notte tra sabato e domenica. Cambiamo decisamente pagina. Leonardo Donaggio, sciatore lidense, 17 anni non ancora compiuti, trionfa nel freestyle conquistando il titolo continentale nella specialità di Big Air. Un veneziano raggiunge la vetta europea più alta nello sci, c'è una luce nuova che brilla e tinge d'azzurro il cielo nel freestyle. Trionfo continentale per il veneziano Leonardo Donaggio che ha conquistato, con pieno merito, a 17 anni non ancora compiuti, il titolo di campione d'Europa di Big Air, una specialità del freestyle. Con l'arrivo delle gare di Big Air verso fine stagione sono riuscito a dare il tutto e per tutto e penso che questa sia la stagione migliore che abbia mai fatto nella mia carriera fino adesso, essendo riuscito a raggiungere ottimi risultati in Big Air come il primo posto in Slovacchia, Kremnica, e con altri 2 risultati di Big Air sono riuscito a vincere la Coppa Europa Generale di Big Air. Questi risultati sono stati di grande sprono per me, soprattutto perché mi ha fatto salire la voglia di allenarmi sempre di più. A Davos, in Svizzera, l'ultima gemma della sua preziosa collezione di successi già lunga nonostante la giovanissima età. Leo è campione italiano in carica nel 2019 e ha deciso di lasciare il Lido dove vive con la sua famiglia e trasferirsi in montagna a Falcade dove si allena tra gli allenamenti con la nazionale azzurra e lo studio, visto che frequenta con profitto la terza superiore dell'Istituto Turistico Scolastico Ski College di Falcade. Lo scorso anno Donaggio si era classificato terzo in Coppa Europa, nel 2020 è riuscito a migliorarsi con un unico salto acrobatico. In questo momento siamo in viaggio e la mia stagione è iniziata con degli allenamenti in ghiacciaio nei mesi estivi per poi prolungarsi per tutti i mesi autunnali e poi per arrivare all'Alpe di Susi dove siamo ospitati da Casa Saidra. Era l'ultimo servizio per questa edizione, grazie per essere stati con noi, appuntamento a domani, vi lascio alle previsioni del tempo e vi ricordo che nell'edizione di Treviso che sta per iniziare sarà presente il governatore del Veneto, Luca Zaia. Una buona serata a tutti, arrivederci.
Benvenuti al meteo. Tempo stabile con alta pressione in rinforzo e correnti molto miti mediterranee responsabili di un aumento delle temperature. Il dettaglio di martedì 10 marzo. Sul Veneto avremo bel tempo, sarà soleggiato e asciutto su tutte le province della nostra regione. Assenza di precipitazioni, sole offuscato solamente da velature e stratificazioni più alte. Temperature come detto in aumento, minime tra 2 e 6 gradi, valori massimi invece tra 11 e 15 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, sole prevalente salvo per qualche locale addensamento sulle aree montuose. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 13 e 14 all'incirca. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato, salvo per locali nevicate sui confini alpini sopra i 1200 metri. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 13 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.